È stato breve il passo, insomma, diciamo dallo scrivere all'organizzare questo festival, c'era diciamo qualcosa nell'aria? C'era già qualcosa nell'aria, essendo io stessa una scrittrice avevo per la testa, per la mente, la voglia di fare qualcosa anche per i miei colleghi, perché spesso il mondo dell'editoria, o perlomeno il mondo degli autori emergenti, soffre un po' della competizione naturalmente delle grosse case editrici. E quindi mi sono detta: perché non fare qualcosa che aiuti i miei colleghi a far vedere il talento che hanno e quante belle cose sanno scrivere, sanno fare e sanno anche il valore che sanno portare a quello che è la cultura veneta. Di qui Veneto in copertina, insomma il nome praticamente racconta tutto. Che cosa succederà e quando? Il 28 aprile, domenica 28 aprile, Piazza Cantiere a Dolo, la provincia di Venezia, ufficialmente dalle 10 della mattina alle 8 di sera, quindi siamo all'aperto, quindi becchiamo tutta la fascia del giorno e tutta la luce del sole possibile e inimmaginabile. Ci saranno più di 40 gazebo con tantissimi scrittori veneti, case editrici, anche librerie, ma non solo, anche stand di artigianato veneto che in qualche modo possono connettersi e collegarsi al mondo dell'editoria. Quindi avremo chi produrrà i segnalibri in resina, avremo chi invece porterà le tisane, i tè, perché si sa il binomio tè-libro ci sta sempre bene, avremo invece chi fa le rilegature, chi è il collezionista delle macchine da scrivere, quindi è una festa del mondo dell'editoria, della scrittura a 360 gradi, quindi non solo per chi scrive o per chi ama leggere, ma anche per chi vuole scoprire proprio e apprezzare il mondo della scrittura e letteratura a 360 gradi. Un'iniziativa che è nata un po' in sordina e invece poi ha raccolto strada facendo molto entusiasmo. Oh sì, tanto, non ce l'aspettavamo davvero, è partita come un'idea piccola, pensavamo di fare una prima fiera, una prima edizione con una ventina di gazebo, invece c'è stata talmente tanta adesione e felicità e gioia nell'accogliere un'iniziativa di questo tipo che di solito si vede più nelle grandi città, quindi magari come Treviso, come Pordenone, Torino, Milano e altri, insomma, che quando abbiamo deciso di farlo qui la voce si è sparsa rapidamente e si sono presentati tantissimi autori meritevoli di presentare e di farsi conoscere. E le case editrici che inizialmente erano un po' sospettose perché non erano abituate, soprattutto quelle piccole, non erano abituate ad avere una vetrina dove potersi fare vedere, adesso invece caldeggiano caldamente appunto questa presenza. Tant'è vero che forse insomma ci sarà una replica. Sembrerebbe che questa sia la prima edizione, che ne faranno seguito delle altre. Il Comune di Dolo, che ringrazio assolutamente per la collaborazione che ci sta dando, ma così come Confcommercio, così come Ubic, così come Ali e anche il gruppo, i supermercati Ali, insomma sono tutte grandi entità che hanno deciso che valeva la pena di continuare su questa strada. Infine ce ne sono di autori veneti e invece come stiamo al fatto di leggere? Leggono i veneti o scrivono di più? Io credo che di lettori ce ne siano, è che sono nascosti, o forse sono quei lettori forti che rubano la scena agli altri magari, non so. No, lettori ce ne sono, è solo che magari sono più nascosti o magari si fanno vedere meno. Si scrive anche molto, forse siamo lì, c'è tanto chi scrive e tanto chi legge, ma la fiera ormai è stata strutturata e fatta in maniera tale che tutti possono venire e i lettori non possono comunque divertirsi. Abbiamo anche una zona bambini per avvicinare i piccoli alla lettura.